Ciao, iniziamo questo vlog di domenica 29 dicembre. Ma non sto tanto bene. No, un po' di raffreddore, un po' di mal di gola. E non voglio neanche prendere le medicine. Non sono tutte buone le medicine. Allora, stiamo in direzione Bassano, che dovrebbe esserci il mercatino, che in teoria dovrebbe esserci ancora. Di solito gli altri anni ci andavamo prima di Natale, ma quest'anno non ci siamo andati e vediamo. Perché stava male. Vediamo adesso se ci sono ancora le bancarelle o cosa. Il parcheggio l'abbiamo trovato e dobbiamo andare là sopra. Adesso c'è un po' di salita da fare per arrivarci. E iniziamo la salita. Adesso siamo qui, dobbiamo salire e andare lì. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. Abbiamo passato lì il ponte di Bassano, adesso siamo da questa parte e qui è il fiume Brenta, se non sbaglio. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing. Ed ecco un'altra visuale sempre del ponte degli Alpini, qui di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We ran into a drifted bank, and there we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to. Ed eccoci tornati da questo giretto, dopo aver visto il sentiero di Babbo Natale, aver mangiato il panino, onto si chiama, ho acquistato su una bancarella del formaggio e un salame che era scritto che era una bancarella che proveniva da una malga, e vi devo dire che mi ha fatto assaggiare quello che ho preso ed era buono. E adesso sono qui in bagnetto pronta per struccarmi il make up di oggi. Ho provato la Dreamy 2 di Nabla e vi devo dire che come prima impressione, come primo make up che a parte qui che sia un po' andato via l'ombretto, ma adesso la devo testare nei prossimi giorni, perché questa è proprio veramente la prima impressione. Mi è piaciuto come si sono stesi i colori che ho scelto per oggi. L'unico problemino è che qui mi vedo che ha perso di intensità l'angolo esterno. È un attimo da riprovare, rivedere, che avevo utilizzato la colorazione marroncina, quella più scura, ma è tutto da vedere. Bene, adesso mi strucco e mi preparo qualcosa di caldo da bere perché c'ho anche sete. Oggi è l'ultimo dell'anno, scusate la voce, ma sono super raffreddata. Siamo la mattina che sono andata a fare un leggero giro per prendere un po' di verdura, poi il pesce per questa sera lo devo andare a prendere alle 3:30
perché me lo preparano già cotto e a posto. Allora vi faccio vedere le spesucce di stamattina. Da un negozietto che si chiama Song ho preso questa maglietta perché sono già iniziati i sconti, praticamente costava 15 euro e l'ho pagata 10 e ho preso questa magliettina. Poi sono passata dal fruttivendolo e ho preso i funghi già tagliati, così basta solo che li cucini e sono a posto. Delle clementine, delle arance Navel, i fondi di carciofi, delle cipolline da fare in agrodolce, i cavoletti di Bruxelles e per mantenerci un po' in forma un misto già tagliato per fare il passato di verdure. Oggi mi sto preparando il pranzo all'insegna dei cosiddetti contorni. Praticamente ho già cucinato i funghi, qui sto cucinando i carciofi e lì sto facendo le cipolline in agrodolce. Le ho fatte mettendoci non semplicemente zucchero, ma aggiungendoci 2 cucchiai di miele e 2 cucchiaini di miele e 2 cucchiai abbondanti di zucchero ed acqua e burro. In tutti e 3 ci ho messo sale e pepe e questo sarebbe il mio pranzetto dell'ultimo dell'anno. Ed eccomi qui a prendere il pesce del pomeriggio. Non so, di voce mi sento, mi sembrava di sentirmi un po' meglio, però adesso che inizio a parlare sulla videocamera mi sembra di essere come questa mattina. Comunque volevo dirvi che continuo a fare prove di trucco con la Nabla Dreamy 2 e un difetto che comincio a rendermi conto che c'ha è che, a parte il fatto che mi piacciono i make up che mi escono, con questo è il terzo, e le combinazioni che ho fatto mi sono sempre piaciute, e anche mi piace il fatto che si sfumano benissimo. Però tutti e 3 i make up che ho fatto, la parte qui finale mi accorgo che perde di intensità nel giro di mezz'ora o un'ora, perché adesso non so che ora sia, ecco, neanche un'ora, 45 minuti, e già mi accorgo che la parte qui finale, il colore che ho messo lo vedo più sbiadito. Non so, e nel mio caso io utilizzo sempre i primer, per cui la parte qui sopra, l'angolo interno mi rimangono, ma la parte qui finale rispetto ad altre palette le vedo che diventano più sbiadite, che mi diventa sbiadito il colore. Questo è un difetto che comincio a rendermi conto che forse c'è proprio in questi ombretti o nella mia forma dell'occhio, perché non posso negare il fatto che, avendo la palpebra cadente così, forse no, è la forma del mio occhio che provoca questo difetto, però resta il fatto che con altri ombretti non mi succede proprio così che me ne renda conto che c'è differenza. Ok, adesso vado a prendere il pesce perché sono passata, mancherebbero 10 minuti alle 3:30, però sono passata davanti alla pescheria e ho visto che è già aperta, per cui potrei già andarmi a prendere il pesce. Non ho parcheggiato davanti alla pescheria perché ci stanno 4 macchine più o meno, e a me questi parcheggi ristretti non piacciono, mentre qui, se guardate, qui ho molto spazio e questi parcheggi mi piacciono di più. Mi faccio quei 4 minuti a piedi e vado a prendermi il pesce. Di tutto questo pesce ho speso 50 euro. Vi faccio vedere di preciso cosa ho preso più o meno. Allora, questi sono i gamberetti in saor, gamberetti con la maionese, sarde in saor e il polpo con le patate. Questi dovrebbero essere gli antipasti. Di primo il pasticcio, lì c'è un contorno di fagioli, poi spiedini di gamberetti, 2 capessante, e qui il resto dei secondi, che c'è salmone e poi non chiedetemi che altro pesce, tonno, e qui sotto c'è dell'altro che non so che pesce sia. Comunque questo è il mio menù natalizio, il mio menù per l'ultimo dell'anno di quest'anno.
io e la mia voce cavernosa di questa mattina, la mia voce moderna di questa mattina. Oggi è il primo gennaio, sono le 8:30 di mattina, io mi sono già alzata, ho già fatto colazione, ho già preso una parte di medicine e volevo augurarvi buon anno. E quest'anno è andata così. Ieri sera alle 10 mi sono fatta la doccia, poi sono riuscita ad addormentarmi un po' sul divano. A mezzanotte in punto, quando scoppiettavano un po' dappertutto, sono andata a letto, però non ho dormito praticamente niente perché mi si tappava il naso e non riuscivo a dormire e mi sono svegliata 20 volte. Per cui adesso sono già in piedi e giusto per prendere le medicine e vedere se passa velocemente. Ok, buon anno a tutti quanti. Eccoci qui, oggi siamo al 2 gennaio. Sono riuscita a finire il pesce dell'ultimo dell'anno, l'ho finito ieri sera, perché o che era troppo, non ne abbiamo mangiato molto, comunque è andato finito ieri sera. Era buono, a parte i secondi che sinceramente gusto mio non è che mi ispirassero molto, però gli antipasti e il pasticcio l'ho trovato buono. Adesso sono qui perché volevo andare al mercato agricolo a prendere un po' di verdura di base, volevo prendere il radicchio tardivo e poi vediamo che giro che faccio, perché iniziano anche gli sconti e così giusto per curiosare volevo dare un'occhiata, anche se gli sconti dovrebbero iniziare sabato, però ho visto certi negozi che già hanno scritto che iniziano gli sconti, per cui adesso vediamo come procede la situation. Sapete cosa faccio adesso? Provo ad andare a vedere per togliere il semipermanente. Questo qui è 15 giorni che l'ho fatto e un po' mi ha anche stufato, anche perché non ho intenzione di rifarlo subito, perché è la prima volta che faccio il semipermanente, volevo vedere la mia unghia come reagisce, per cui volevo anche andare ad informarmi per andare a toglierlo quando a posto. Andata a chiedere per togliere il semipermanente e mi ha dato l'appuntamento per domani alle 2:30, mi ha detto che in 20 minuti dovrebbe fare, perché mi ha detto che mi metti un prodottino sopra, perché per me è la prima volta, un prodottino sopra che dovrebbe alzare questo smalto e poi con spingicuticole dovrebbe venire via. Questa è stata la sua spiegazione, poi vediamo domani, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, come funziona. Come spesa del mercato agricolo ho solamente preso il radicchio variegato, il radicchio tardivo e una zucca. Questa è l'unica spesa che ho fatto al mercato agricolo. Mentre con i primi sconti mi sono presa questo giubbottino chiaro, è di un tessuto, vedete che è morbidoso qui fuori e dentro è tipo i classici piumini ed è fatto così. Al posto di 69 l'ho pagato 55, per cui un bello sconto e me lo sono preso. Ha anche il suo cappuccio, che di solito a me piacciono con il cappuccio, e un bel collo alto che si chiude bene in gola, per cui perfetto. Pronta per togliere lo smalto e riavere le mie unghiette naturali. Poi un'altra cosa, questa mattina, ancora ieri me ne ero accorta che girando sul sito di Sephora mi sono accorto che la palette Metropolis di Natasha Denona non è più disponibile sul sito e io l'avevo presa per farci anche un video. Poi ho guardato perché oggi l'ho utilizzata e poi ho guardato e ho visto che su Cult Beauty è ancora disponibile, perché ho deciso di prenderla in mano e di preparare a farci un video, perché sinceramente non lo so se su Sephora ritorni. Io penso di sì, visto che su Cult Beauty è ancora disponibile, che non è scritto che è limitata, non lo so. Comunque ci sono rimasto un po' male, perché di solito quello che prendo è reperibile da Sephora quando faccio il video. Ma questa volta no, per il momento, per cui intanto la sto provando e vedo che effetto che fa sui miei occhi, però attualmente è sparita, vado a farmi le unghiette al naturale.
Eccomi qui con il semipermanente tolto. Praticamente mi ha messo tipo un acetone con un batuffolo di cotone unghia per unghia fermato con la pinzetta. Ha aspettato 2-3 minuti, poi con gli spingicuticole ha tirato via il più grosso e il restante che rimaneva me lo ha limato con una lima, perché mi ha detto che non utilizzano la fresa perché altrimenti si scalda l'unghia e la indebolisce, mentre così si indebolisce meno l'unghia. Ma intanto, come prima esperienza di semipermanente, non è andato niente male, diciamo. Aspettate, prima non vi ho detto che per togliere lo smalto non mi ha fatto pagare niente, perché mi ha detto che è già compreso nell'averlo messo. Meglio così non ho dovuto pagare. Nel frattempo sono andata da Risparmio Casa e dall'ortofrutticolo a prendere un po' di arance, poi ve le faccio vedere. Adesso sono qui dal negozietto Nico di abbigliamento perché volevo vedere se con gli sconti, se sono scontati i jeans Levi's, che di solito costano 170-80 euro, e vedere se sono scontati. Ed ecco le mie spesucce di oggi. Allora, da Risparmio Casa ho preso i fazzoletti che in questo periodo di raffreddore vanno consumati, poi ho preso questi due ammorbidenti. Questo è il solito, che di solito mi piace la profumazione, la MAM dei Tesori d'Oriente. Poi ho visto questo che è giapponese Rituals, non l'ho mai visto da Tigotà o da Acqua e Sapone. Ho deciso di provare a prenderlo e vediamo se mi piace anche questo. Poi dal fruttivendolo ho preso giusto 3 cose: le arance, i bagigi e i funghi già tagliati con il prezzemolo, che basta solo che li butti in pentola. Dal pane, quello lì che lo trovo in forno a legna, ne ho prese 2, visto che l'ho completamente finito, me ne sono avanzate 2-3 fettine, non di più. Poi aveva anche i biscottini e questa qui che è tipo una focaccia casalinga. E per finire, in questo negozio Nico di abbigliamento ho preso un paio di jeans di questo marchio Levi's. Sono quelle migliori per quanto riguarda me, perché mi piacciono morbide, a vita alta. E sapete cosa che costa? Praticamente le ho prese già scontate a prezzo pieno, qui non è neanche scritto, comunque costano 103. Adesso non trovo il bigliettino, comunque a prezzo pieno costano 103, scontate le ho pagate 72 euro, per fortuna le ho prese scontate. Domenica 5 gennaio, siamo diretti a Treviso e vediamo come hanno preparato per la Befana. Perché è nuvoloso qua? No, c'è il sole. C'è i bombardieri che... C'è il sole. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We ran into a drifted bank, and there we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is.
sono gli acquisti fatti sulle bancarelle di Treviso, il croccante, qui delle castagne che ne sono rimaste, caldaroste che ne sono rimaste ancora un po'. Qui vedete il fazzoletto perché mi sono pappata anche una frittella di quelle da sagra. E per finire poi, come avete visto nelle clip, siamo andati a mangiare anche la pizza. Io non l'ho finita, l'ho mangiata quasi mezza più o meno, non ce la facevo più, anche adesso mi sento gonfia, piena, basta cibo. E quella che ho avanzata mi sono fatta dare il cartone e l'ho portata via e me la mangio domani. Adesso volevo struccarmi questo trucco fatto con la palette di Metropolis di Natasha Denona. È dalle 2 di questa mattina, di questo pomeriggio che ho fatto il trucco. Adesso sono le 7:30 di sera e vedete in che condizioni che è il trucco, eppure sotto ho messo il primer. Vedete che qui al centro si è come ammucchiato, ha fatto delle righe non molto carine da vedere. Diciamo che mi sta un po' deludendo questa Metropolis. Mi piacciono le colorazioni, mi piace il trucco come appena fatto, però non vedo che non ha durata neanche se metto il primer. E sì, questa volta ho utilizzato il primer proprio di Natasha Denona, dello stesso marchio, e questo è il risultato che mi sono ritrovata. Adesso mi strucco, doccia e pigiamino. Oggi pomeriggio siamo il 6 dicembre, il 6 gennaio, io sono... il 6 gennaio. Dopo mia colpa sempre a me tutte le colpe. E siamo diretti a Montebelluna per una passeggiatina. Non so se ci siano bancarelle, cosa ci sia per la Befana, non lo so. Vediamo cosa trovo. E dopo mi dici tutte le parolacce a me. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle. E adesso sono finiti i mercatini di Natale. Allora, lì a Montebelluna dove c'era il palaghiaccio abbiamo mangiato anche il panino, quello panino unto si chiama, che è quello che ha tipo c'era dentro il pastin che è tipo un salame salsiccia, e con cipolla e peperoni. Io ho preso una mia bottiglietta d'acqua e poi ho mangiato anche una fritellina. Sono andata dentro a un caffè Thun che ha quegli aggeggini proprio dell'attuno, oltre a fare il caffè ed essere un bar, ma era tutto pieno e per cui non ho preso niente e sono uscita. Ok, io adesso per questo vlog delle festività natalizie, ultimi mercatini, la finisco qui e ci vediamo la prossima volta. Ciao!